Ciao a tutti, bentornati, eccoci qua. Oggi cosa faremo de beo? Praticamente faremo un qualcosa che è propedeutico per la prossima lezione, che è quella dove iniziamo a prendere i nostri dati da delle API, quindi da un server esterno, ma allo stesso tempo approfittiamo di questa lezione anche per riusare tutto quello che abbiamo già fatto fin adesso. Così vediamo anche se abbiamo capito qualcosa. Buona, allora siamo rimasti in questa condizione qua. Adesso dopo per conto mio go colorare a barra e naturalmente questo era il nostro bel menu. Se andavamo a vedere a modalità mobile saremmo riusciti a fare in questo modo qua, quindi che c'è ancora barra blu qua sopra mentre il menu sotto è bianco, e potremo continuare a migliorare questa grafica come che vogliamo. L'importante era arrivare a questo risultato. Adesso supponiamo di dover fare una collezione di prodotti, no? Di oggetti, facciamo dei gadget, visto che questa qua se devo fare un sito sul calcio, sulle partite, sui campionati, facciamo che se non so, dei regali, dei gadget. E abbiamo detto che la prossima lezione andremo a vedere come dialogare con un backend, con un server web, con qualcosa che ne daga tutte queste informazioni per prenderle da un database e poterle poi mettere graficamente. Gli altri naturalmente se devo fare un front-end, quindi non dovremo avere nessun legame stretto coi dati, perché dovremo usare filosofia per cui il front-end si incarica solo di disegnare, quindi fare web design, e il back-end invece è quello che attuerà tutte le logiche, ne recupererà i dati sul database, andrà a scrivere, leggere e fare così. Se riusciamo a mantenere distinte queste due cose completamente, potremo modificare tutto completamente il sito senza modificare alcuna logica, oppure potremo cambiare completamente tutte le logiche senza modificare alcuna interfaccia del nostro sito. Il vantaggio è enorme da questo punto di vista. Dopo, se vi voglio, diventate anche di full stack developer, che praticamente riuscire a sviluppare sia il front-end che il back-end di un sito. Intanto rimaniamo qua. Allora, abbiamo detto di fare una nuova voce del menu per i gadget, che abbiamo detto. Quindi andiamo sul nostro menu, semplicemente duplichiamo una voce, quindi Shift Alt freccia giù, ripetiamo Shift Alt freccia giù. Campionato, mettiamo gadget, mentre su label diciamo che è gadget con la T maiuscola. Rinfreschiamo e voilà. E abbiamo anche la voce gadget. Adesso ovviamente se mi clicco su gadget mi rimane una pagina vuota perché non ho ancora definito la pagina dei gadget. Andiamo a vedere come che si faceva. Allora, se andiamo a vedere che avevamo i pages, che erano i vari component che definiva le varie pagine, ma semplicemente facciamo un nuovo file qua, gadgets.js. Potremmo anche andare a prendere tranquillamente, se tutto uguale, copiamo games, andiamo su gadget, doppio clic, CTRL D, gadgets, e qua facciamo gadgets. Andiamo a vedere, rinfreschiamo. Non è successo ancora niente, ne manca ancora un tocco. Andiamo a vedere dove che può essere il problema. Andiamo su app principale. Ah sì, è a root ciò. Se non diciamo che quando facciamo /gadgets non si va a quel componente che abbiamo appena creato, gadgets, e non lo definimo qua, quindi gadgets bla bla bla. Quindi importo il component gadget e dico di mostrarlo se la root è gadgets. Ok, rinfreschiamo, ancora non si vede niente. Game, sbagliamo ancora qualcosa sul menu. Ok, perché in italiano neanche diciamo gadget, non diciamo gadgets. Ok, quindi la label può essere quella, però URL deve essere gadgets, perché products, gadgets, deve essere tutto quanto plurale. Quindi se mi metto gadgets, eccola là, sono dentro la pagina di gadgets. Adesso faremo un gioco bello, carino, giocheremo oggi, no? Quindi faremo una bella galleria di prodotti all'interno di questo schermo, occhio che dovrà anche essere responsive questi prodotti, così giochiamo con tutto quello che già conosciamo e anche introduciamo i grid di Bootstrap.
Bon, allora, per non sapere né scrivere mi faria già un prodotto, giusto? Quindi se mettiamo dentro a questa pagina di gadgets e sempre per non sapere né scrivere, penso già che esista un product, ok? Che è un component che viene da qualche parte, mai più mi metto qua a disegnare. Sappiamo perché se questa gadgets dovrà contenerne tanti, meglio che il prototipo venga da qualche parte. Quindi importo questo product from, da dove è che vogliamo importarlo? Allora, da components sicuramente, ok? Commons, qua che abbiamo i menu, i bottoni, le immagini, diciamo che può stare qua dentro, come abbiamo fatto sto product, può starci anche il, ecco, chiamiamolo gadget, chiamiamolo prodotto, va benissimo, cioè abbiamo già fatto fatalità. Quindi from punto per uscire da pages, components, product, e voilà. Quindi mostrami il prodotto, andiamo a vedere prodotto, effettivamente non faceva altro sto qua. Andiamo a vedere il component prodotto e più di fare div con scritto prodotto dentro non faceva. Adesso come se che vogliamo rappresentare questo prodotto, cioè vorremmo dargli una forma, un'immagine carina? Sì, allora vediamo un attimo un qualsiasi e-commerce, Amazon, come che mostra le robe. Qua potrissimo, interessante questo rettangolo qua, per esempio, che potrebbe già mostrare i prodotti. Se entriamo dentro scarpe, per esempio, vediamo come che fa Amazon ha mantenuto ogni anni il suo bruttissimo aspetto, perché è rassicurante ormai. La gente conosce questo sito fatto in sto modo, anche se è brutto da vedere, ma ormai tutti usano questo. Ecco, se andiamo invece sui price, è un qualcosa di simile, però che ha fatto un bordino. Dai, altri vogliamo fare che venga fuori un minimo di bordino, così riusciamo a capire bene che questo è un component, ok, proviamo a fare in questo modo. Un bel pannellino rettangolare, verticale, dove che abbiamo l'immagine del prodotto e tutte le informazioni col prezzo, come che vogliamo, insomma. Fantastico. Allora, come si fa a fare un pannellino? Semplicemente class name, abbiamo detto che basta fare border, more rounded 3, in modo che il bordo sia rounded. Andiamo a vedere se c'è qualche risultato. Non vedo niente, perché fatalità so già che il bordo è grigetto come lo sfondo, quindi mi serve che lo sfondo che abbiamo a tutta la page shell, eccolo qua, sia una roba molto molto tenue, sembra proprio un background, un grigetto chiarissimo, neanche non si vede dopo. Quindi adesso vedo che il prodotto si scontornata. Ovviamente mi serve un padding, quindi torniamo su, buttiamo via page shell, prodotto, faremo un padding 3, solito nostro padding 3, mettiamo se anche in questo modo, così non dovremo rimbalzare a destra e a sinistra. Eccolo qua, benissimo, padding 3, quindi lui sta della larghezza che è il suo contenuto, quindi se io scrivo prodotto 1, 2, 3, salvo, se allarga ovviamente, e se vado avanti a scrivere io si allarga sempre di più, fin quando che troverà spazio, dopodiché andrà a capo. Va bene, poco male. Adesso dovremmo immaginare quindi che sia un'immagine del prodotto, ok, immagine, dopo che sarà un nome, un titolo del prodotto, dopo che avremo una descrizione, faremo se proprio i compitini per casa, e un prezzo, faremo le cose semplici. Intanto immagine, titolo, descrizione, prezzo. Andiamo sempre a vedere come che fa i grandi per capire se come che abbiamo da fare bene robe. Allora, l'immagine è centrata, che se ne occuperemo. Questo qua è il titolo del prodotto e se affianca a sinistra, tutto quanto si affianca a sinistra, anche il prezzo. Bene, addirittura il prezzo ha anche una lineetta, potremo anche fare eventualmente quella, potremo farla anche subito, cioè avremo un div per fare un separatore, basta fare un HR, così apri e chiudi. Eccolo, vediamo che crea anche quello, che è carino. Per il resto ovviamente sarà tutto da creare stili e colori, quindi
proviamo a fare un prezzo che è euro 123,45 e demoghe appunto una class name. Allora, font size, io so che ho 5-6 font size, fermo 3, se è un font size abbastanza grande, eccolo là. Font weight bold, mi va ad ingrossare il font appunto, lo lascerei in questo modo qua, insomma, bold e scritto in grande, ecco, ci assomigliano, perfetto. Poi l'immagine vedremo, il titolo abbastanza tranquillo, qua non c'è neanche la descrizione effettivamente, allora lasciamoli come devono stare. Magari forse il titolo dovrà avere comunque un font, devo parlare in italiano, non era in dialetto sto corso. Font 5, eccolo là, e la descrizione magari femora con font 6 che rimane invariata. Vabbè, intanto vediamo sta roba. Se mi sono sui gadget e faccio 1, 2, 3 così creo 3 prodotti, guarda mi se crea già automaticamente perché ho il prototipo. Vedo che c'è anche a pettai, quindi una bella cosa a tutto l'intero prodotto che daria anche un margin X di 2, così distanzio, vedo a destra e a sinistra i vari prodotti. Beh, siamo usati a creare una galleria. Adesso però mi serve dei dati da mettere dentro. Allora, abbiamo detto che la prossima lezione sarà quella che va a capire come dialogare con server. Intanto però mi serve lo stesso qualcosa. Allora, mi so che esiste dei siti che ti dà dei dati fake, ok? Giusto per fare le prove. Se dati fake, se delle strutture dati, non so, una serie di prodotti, una serie di utenti, chi si è finti. Gli serve ai nostri programmatori proprio per fare tutte le nostre esercitazioni. Il sito è dummyjson.com, proprio per dummy, per cavare. Quindi andiamo a scorrere questo dummy JSON e vediamo ora qua che ho 100 prodotti, 100 carrelli, utenti, commenti e via dicendo. Insomma, se puoi simulare tante belle cose. Andiamo su prodotti e mi dà proprio i dati nudi e crudi. Come sei fatti sti dati? Mi seleziono tutto con CTRL A, copio, allargo un attimo tutto schermo e mi prendo un lettore di JSON online, tipo questo jasoneditor.online.org, caccio dentro tutto sto marasma che mi dà eori, vado su tree e io mi mostra in modo elegante. Cosa mi dice? Mi dice che è una struttura JSON, spero che la conosci, insomma, le strutture JSON è un modo articolato per definire dei dati, però un modo anche annidato, quindi infatti qua con dei parentesi graffe potremo definire dei parametri, quindi il totale è 100, skip 0, limit 30, vabbè, può essere per altre cose tipo mettere in griglia o cose del genere, e i prodotti tra parentesi quadrate, quindi è di array. Apriamo questi prodotti, eccoli qua, e vedo che ho 30, lui ha fatto 30 prodotti partendo dal primo, e se guardo i prodotti anche loro hanno le parentesi graffe, sei verso che c'è dei JSON su a loro volta con l'id prodotto, il titolo, iPhone 9, una descrizione, un prezzo, un sconto, una valutazione anche con rating, con stelline, se vi ricordate che era su Amazon, vedi io che qua sotto che c'è anche il rating, no? Le stelline, quanto che si sta quotata agli utenti, quanti che ne c'è stock, quanti che ne c'è in magazzino, il brand, no? Il marchio è di Apple, della categoria smartphone, quindi potremmo crearsi anche categorie, sottocategorie, produttori e via dicendo, e dopo che abbiamo anche un JPEG, quindi una URL remota che se io vado a prendere, a copiarla e mi metto sul browser, mi mostra l'iPhone 9 e sua immagine, bello, figo. Per più ho anche questo images che è una piccola galleria di altre immagini di questo iPhone 9 nel caso volessi implementare anche a galleria. Ecco, questo qua è uno, qua basta cambiare questo 2, basta mettere questo 1, vedi che se vari JPEG è tutta roba fake, però ne permette di lavorare con dei dati veri. Adesso mi devo esaminare tutta sta roba qua, tutto sto marasma.
io copio come che sta, ok, e lo metto intanto dentro un file da me. Mai fare ste robe, nel senso che i dati deve arrivare da un server, non deve arrivare da non essere scritti arcodati qua dentro, assolutamente. E però insomma dai, nei nostri source facciamo una folder, facciamo una JSON, giusto per capire che là dentro mettiamo i JSON, e products.json, e salviamo qua dentro tutto il file. Adesso io mi ho sbattuto tutto in un'unica riga per meglio, vabbè, così con meno confusione, però vediamo che effettivamente products ha l'array con dentro tutte le varie informazioni. Bon, mi piace. Ora dovremo, da gadget, dovremo tirarsi su questi famosi prodotti. Andiamo a rimettersi a posto la nostra app. Dobbiamo tirarli su. Allora, basta fare import products from, andiamo su de 1 perché qua siamo dentro e pages, ok, e dopo dovremo entrare dentro JSON e dovremo entrare dentro product JSON. Bon, adesso per essere sicuri di quello che dobbiamo tirare su, sul render potremo fare console log products, che è l'etichetta, virgola, e veramente i prodotti. Qua versiamo a console e vedo che product effettivamente, cioè che questi products, che il mio, posso anche cavare via questa etichetta che sennò faccio confusione, salvo, rinfresco la pagina e voilà, io qua dentro ho il limit, il skip, il total, e dentro ho products con tutti i prodotti. Boh, e ora piuttosto di chiamarlo products così, lo chiameria product JSON, ecco, perché i veri product è dentro il product JSON. Fresca, ecco qua, i product è qua dentro veramente. Allora, femo una roba banale, voglio recuperarmi quei products che c'è là dentro. Non abbiamo mai fatto in questo corso, però adesso ve lo spiego un attimino. Se io faccio const, come si fa a estrarre un dato da un JSON? Faccio const products, che è questo nome qua, ok, che abbiamo dentro, temo estrai da product JSON, ok. Questa nomenclatura, questo modo di scrivere significa che mi so che questo è un JSON, fese i graffe, ed è questo JSON mi serve quella proprietà là, che è products, che sarà un array. Difatti se mi adesso faccio console log e stampo direttamente questa variabile che ho tirato dentro, adesso vedo che ho tutti i prodotti. Fantastico. Ok, beh, siamo già quasi arrivati, insomma. Come si fa adesso a dire che voglio ciclare questi prodotti, ISE30, e voglio scriverli tutti a schermo? Qua entreremo nel gioco del scrivere codice all'interno dell'HTML. Allora, se mi voglio scrivere un ciclo che scorre un array, devo, o comunque se voglio scrivere del JavaScript dentro l'HTML, devo usare parentesi graffe e dico products, ara magia, .map. Fare così significa scorrili, fammi una mappatura di questi products. E cosa c'è che te recuperi? Beh, recupero un product, un singolo prodotto, freccina così, e qua fermo di nuovo graffe. Adesso stai a paura di questa nomenclatura, ma prima graffa mi dice guarda che se devo scrivere codice JavaScript, desti products usa sta funzione map che non fa altro che scorrere. Questa funzione mi restituisce ogni volta un oggetto che si chiama product, e è un arrow function, quindi creo una funzione al volo, ecco, questi mettiamo in caso, che farà qualcosa, cioè mostrerà questo prodotto, in buona sostanza. Boh, ma ti riassumo benissimo. Come si fa a mostrare un prodotto? Non si fa altro che dire return, aperta parentesi, il product. Ecco, mi sganci giù il prodotto, salva. Allora, io che ho fatto 30, che ha fatto anche un bel pasticcio, se te vedi, però mi ha stampato 30 volte quel prodotto.
adesso sappiamo che basta recuperare questo prodotto, i dati, esatto, che abbiamo salvato, però abbiamo questa confusione qua che si è creata, ha messo tutto su un'unica riga. Boh, qua bisogna mettere adesso in conto di dover usare griglie di Bootstrap. Andiamo a vedere cosa che è. Andiamo a vedere i grids, eccoli qua. Bootstrap dice, se ti definisci queste proprietà di un div principale che si chiama container, poi che c'è una riga e poi te fai queste call, mi creerò una struttura a griglia dove metto dentro tutte queste cose qua, vedi? Faccio in modo che nello spazio che ho disponibile creo le colonne e righe e faccio anche se è trasparenti, ma posiziono tutto in questo modo qua. Beh, mi fa piacere. Allora mi copio tutta sta roba qua, così, visto che te che già fatta ti, e dico, prima di ciclare i prodotti, creami quel container là, capiremo dopo cosa c'è anche quel container. Adesso i prodotti li voglio mettere dentro a una singola colonna. Poi questa roba porto avanti perché se mo devo indentare in questo modo qua, div, e chiudiamo sto div. Ok, vediamo intanto cosa succede facendo così. Puff. Maracciò, che gentile che già sta. Andiamo a vedere, guarda, più che slargo più crea colonne, più stringo più stringe colonne. Sa di farmi tutto il lavoro in sostanza. Vedo anche che Goki si attaccai sopra e sotto questi prodotti, quindi a questo prodotto avevamo fatto un margin X di 2, a questo punto fammi un margin Y di 1, ecco come ho fatto. Se non mi è comoda posso farlo anche di 2, anche questo, così sono più contento. Vediamo allora cosa ho combinato io col container. Ecco, se vediamo, allargando tutto schermo, abbiamo del spazio a sinistra e del spazio a destra. Andiamo a ispezionare questa cosa qua e andiamo a vedere che, eccolo qua il nostro container, allarghiamolo, ecco qua la nostra riga, ecco qua le nostre colonne. Questo è il lavoro che ha fatto Bootstrap. Se vedi container, andiamo sui computati qua e mi dà già dei margini, cioè fa già io dei margini. Cosa è un container? È l'elemento basilare, diciamo, sul quale far contenere tutta una serie di grafiche, dei prodotti o delle griglie, cose del genere, e lui le organizza e le gestisce in base al viewport, che sarebbe da dove noi siamo di vedere la roba. Quindi se vedi, se mi stringo su desktop, io mi lascia tutto quel spazio, quindi mi lascia la possibilità anche a schermi più piccoli di poter vedere sta roba. Se però stringo schermo perché comincia a entrare un iPad, io e colonne, e comincia a ridurre in numero, in quantità, e mandarle a capo. Vedi? Quindi a seconda del dispositivo, fino ad arrivare proprio a un semplice mobile, dove i prodotti mi metti uno sopra l'altro. Mi hai già fatto tutto il lavoro, insomma. Ma siamo contenti. C'è da approfondire assolutamente questo row, questo container, perché potremo giocare ancora di più con i vari viewport dal mobile al tablet e via dicendo, però intanto per il nostro scopo siamo contenti così. Adesso misto product quasi quasi io mando dentro qua, gli dico che data, chiamiamolo data, dai, questo prodotto che cassiamo dentro dei dati e dove eseguiamo da questa lista dei prodotti che magari restituisco il singolo prodotto. Quindi mi so che so di iniettare dall'esterno a questo controller, questo component, scusami, so di mandare dentro dei dati, così posso usarli. Allora so dentro il prodotto e faccio const estraimi ancora una volta sta dicitura da this props, te mi estrai i dati che te lo manda dentro. Fantastico. Andiamo a rivedere i dati come chi era fatti. Trap, rimettiamo un po' ben così. Prodotto, vediamo il primo prodotto, il GA, un title, un description. Proviamo a tirarsi fuori queste robe. Ricordate sempre di farvi queste robe qua. Allora, il title, il description, il thumbnail, che sarebbe l'immaginetta, e anche il price. Mi interessa queste robe qua.
e tiriamo dentro da data, e quindi usiamo qua dentro. Niente di più semplice. Dove c'è il titolo, usando le grafiche e graffe, femo title. Dove c'è descrizione, usando le graffe, mettiamo a variabile description. Dove c'è il prezzo c'è senza il simbolo dell'euro, quindi femo così, mettiamo il prezzo. E dove c'è l'immagine dovremo fare qua l'immagine, femo image search source, e come sorgente chiediamo proprio questo thumbnail, puff. Dopo diciamo che vogliamo una larghezza di 50 pixel, chiudiamo il tag dell'image e voilà. Allora, non vogliamo da 50, vogliamo da 100, ecco là. Comincia già a prendere forma, a avere un po' di decenza sto sistema. Andiamo a vedere. Ecco, beh, ho tutto. Diciamo che magari se, quanti che ne sei qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ne fosse 6 sarebbe meglio, perché magari si vedrebbe un fianti meglio. Ecco che infatti qua cosa che non ti piace. Sì, qua dice che l'immagine deve avere anche un parametro alt, e che vuol dire alternative, cioè cosa vuol dire? Che se l'immagine per un motivo disgraziato non dovesse vedersi, se fosse rotta, almeno apparirebbe un titolo, un nome, un qualcosa, insomma, al posto dell'immagine. Torniamo alla nostra lista qua, gadget. Diciamo che, ecco, se andiamo a vedere su Bootstrap e andiamo a continuare a vedere sulla griglia, vediamo che io combina anche cose più particolari, e poi dire color 6 nella modalità quella mobile first, sempre quello sui cellulari, no? Invece sul medium, che sono i schermi più grandi, te me fa col 4. Cosa vuol dire? Ecco, devi immaginare che questa griglia si è divisa in 12 colonne virtuali. Allora io dice, beh, quando che te me mostri su mobile, voglio che si veda una cella larga 6 colonne e un'altra cella larga 6 colonne, perché ho poco spazio. Invece sui dispositivi quelli più larghi voglio che sia una cella larga 4 colonne, un'altra 4, un'altra 4, tanto 6, 6, 12, 4, 8, 12, oppure 8 più 4, 12, insomma, se può giocare in questo modo. Fermo anche niente questo lavoro qua. Allora diciamo che sul mobile me va bene che te fassi una colonna larga 6 della griglia, invece sul medium basta che sia 4. Andiamo a vedere, mettiamo via sta roba, allarghiamo tutto schermo e voilà. Qui dico 4, 8, 12, io che ho preso uno spazio di 4 colonne sul desktop. Se invece vado a ridurlo sul mobile, tac, e che ha preso 2 colonne, ok? Cioè che ha preso 6 e 6, quindi che ha disegnato 2 colonne. Se c'è confidenza in sto modo diventa tanto figo, perché immaginiamo qua invece del 4 dico con ancora spazio, fammi che te prendi 3 colonne per ognuna, e ora prendo 3, 6, 9, 12, ho più spazio effettivamente, riesco a farne 4 di questi cosi. Beh, figo, no? Addirittura su quelli strettissimi, che mi dà sì, quelli strettissimi potrei anche dire col 12. Ciappate proprio una colonna larga 12. Potremmo migliorare ancora, sì, perché guarda, effettivamente qua che è costretto, non sogno ancora arrivare alla versione mobile dove che diventa una, qua non può essere un po' più governa meglio, sì, posso dire colonna small tote 6 e 6, quindi vediamo, tac, questa è small, questo è mobile, vediamo come che tac, vedi che il medium mi è ancora troppo stretto qua, prenditi da 4 che abbiamo detto, eccola, quindi 4, 6, 12, 6, 4, e col large fermo da 3 a questo punto. Quindi rivediamo su tutto, partiamo da mobile, abbiamo una colonna sola, qua che ne mo 2, qua 3 e qua 4. Dura poco questo 3 e 4, però tanto figata. Allora qua abbiamo detto che il testo
deve partire da sinistra, quindi se dice text start, tac, difatti c'è così. Potrissimo anche mettere un class name qua e dire che vorremmo un padding y da 2 sulle immagini, così creiamo un po' di spazio sulle immagini, e allo stesso modo volessimo un padding y da 2 anche sui titoli, tac, così creiamo un po' di spazio. Insomma, potremmo iniziare a fare le cose molto più carine. Adesso qua, se vediamo, effettivamente questo prodotto ha poca descrizione e è più stretto dest'altro, qua mi si crea uno spazio vuoto. Se vediamo qua invece è tutti bei compattai, però su Amazon invece anche qua ritira dei linee, però te vedi che anche qua questo prezzo è un po' più alto di questo prezzo, insomma non è preciso neanche Yuga di spazi vuoti anche io. Dopo Yuga mette dei linee proprio quando va a capo sulla prossima riga per rendere più carino, ma insomma qua si può iniziare a giocare come se vuoi. Naturalmente che esistono sistemi per guadagnare sto spazio vuoto qua, e una volta anche io vedremo. Adesso non voglio appesantire. Guarda cosa che siamo diventati. Finalmente non siamo più né batteri né invertebrati, molluschi o insetti del mare, siamo finalmente diventati di esseri che di pesci, e anche carini, voglio dire, perché insomma il Nemo de turno, per quanto piccoli che siamo ancora, ma inizia a darsi anche un aspetto carino in quello che siamo di fare. Ottimo, alla prossima lezione vedremo come prendere questi dati direttamente da questo sito qua, in sostanza, quindi da un server che ne fornisce, e impareremo proprio a fare queste chiamate REST API, si chiama. Chi c'è qua sotto, se vuoi iscrivervi al canale, se vuoi offrirmi Spris, che c'è sempre il link qua sotto, vi ringrazio tanto per chi anche che mi ha già offerto Spris, perché se sa successo, siete troppo gentili, e grazie ancora per i complimenti che mi fasi e per stimolo che vedago, insomma, che è sempre migliore ricompensa che può darmi. Alla prossima, ciao!